Deus te salve Maria, qui es de gracias plena, de gracias es avena, eis corrente de gracias es avena, eis corrente, su Deus onnipotente, con te vistadu, progedia preservado, immaculada, progedia preservado, beneita e laudata sopra totus gloriosa, mamma, figlia e sposa de su Signore, mamma, figlia e sposa de su Signore, benedictus su fiore, chi è frutto de su sinu, Jesus, fiore divino, Signore nostro, Jesus, fiore divino, Signore nostro. Precade a Figlio vostro, pro nobis peccadores, qui totus os errores nos perdone, qui totus os errores nos perdone, eis a gracia nos done, in vida e in sa morte, eis a dichosa sorte, in paradiso, eis
sorte in paradiso. Si abituare a leggere. Camilleri ha descritto tutto sul romanzo suo, so vedendo un iscriinde, un italiano siciliano. Escraro. E Deo non so Camilleri, però Deo sicuramente non devia nulla niuno, non queria balanzare nulla, questo libro deve essere gai, e tanto Anna Rosa la può leggere come da interesse, ma sa vostro su vivere, come desinare proprio esa curiosità di leggere. Giuseppe, una cosa verità, quando Deo le scrive, mi intendiamo Marco, pure quando mi telefonai qualcuno a domo, Deo fai da io come te fai da tutto troppo Talle aumenta questa entrato cosa. Bene, Emanuele, no, interessante questa cosa. Invece Ballos e Pregadorias, ite narimo sopra Ballos e questo. Pregadorias nascere da una macchina questo pure, Deo lisco bene meda. Sono macchine proitte, nascere da so scartellones de salfestas, lì che si chiama sempre festa di santo, uno santo che si siede, e poi questo è programma religioso, programma civile. Ed è compartito proprio questa cosa. Da una parte ha fatto canto il de Gresia e da sta parte canto Saballo, perché salfesta nostra sono canto Saballo. Infatti sacro e profano narimo elemento. In so canto Saballo ha cantato ballo di zona differente, si sulla nostra, bisogna ballo scampidanese, de sa Barbagia, e su Locutoro, de so Zastra, e invece uno tribaglio che mi spieghi tu meda è steso questa parte religiosa, che ha proposto ha fatto un tribaglio di portamento del latino a Susardo, de canto il gregoriano, come lo Stabat Mater che è diventato un Mamma Dolorosa, o Veni Creator è diventato Bene Creatore, e questa cosa che mi ha spantato meda è che i accento il stonicoso che la iana commenta in su latino proprio giusto. Serenità dell'imba romanza, dell'imba sì. neolatina in Susardo e Scraro. E poi ha fatto Su Dio sti salve Maria, che sono canto che a me mi piace da canto da sempre, e poi bisogna sol fresco. Su canto internazionale che ha ben cantato, cioè quando si va da Sardegna del solito, o no potete riposa o Dio sti salve Maria, e su canto che a me mi piace di più il dedotto, e poi va proposto sol fresco, che si narrano in iscano, sol gosos, intitolato sa Madonna de Tutto Sol Santos, che vestano in iscano in su mese de capitani, e capo trazzato a intro a mamma mia che non queria cantare la poleata, sicuramente non mi lamento come te si fa, che mi lo scanta tu, e l'appo registrata l'alfricata furata sao. bella questa cosa veramente, no proprio volare finza salmama sono qualche cosa, un'azienda come te si narra là. Emanuele, canto, ballo, ma tu hai fatto, se non mi ammento male, finza Accademia delle Belle Arti, suonando giusto? Io ho fatto l'Accademia delle Arti in Tattari. Emanuele Garau pittore, pintore? Ti dico la verità, ho pintato che non mi hanno obbligato in scuola, ho sempre disegnato, mi piace me da disegnare, e so professore di arte in scuola al media, e quindi su disegno per me è una cosa di un po' umano, però è una cosa mia che fatto come te quando ischisi de schifare qualche cosa e non ne tiene bisogno di fare altro, l'ha fatto quando ne ha bisogno, però non è una cosa insomma di compartire. È un pago marginale, narimoso, è scraro che su canti su ballo sono amore donna, poi sa passione tua. fattendo su professore di arte, è scraro ogni dia il de vagare l'ho fatto, però non è una cosa legata a sa parte artistica, namoso. Bene, invece Emanuele, posso che per tocca da potremmo narrare finza su Ballusardo che è fatto di costume, se no, bisogna sos costume tradizionali, se deo a po' finza sa po' esperienza personale, ha poi tu chieste finza sa meta difficile agattare si storia di questo determinato costume in meta sa bidda sa de Sardegna. Al fatto che qualche chilca, due, ite asa... Questa passione a me è nascita proprio in questa accademia di Bellas Artes, e pro ite ha fatto due esami di storia del costume.
e ha poi incominciato a dire che la Sardegna non è come si pensa di una cosa che nasce dai suoi nulla, ma salmodas che revaiano dai suo continente, la saiana trastes fino a in sa vestimenta nostra. E conosco bene Meda sul museo etnografico de Nugoro e per tanti anni ho potuto però sa vesta dei Sant'Efis in Castello, Sagra degli Agrumi in Muravera, mi è capitato fino in suo Redentore de Nugoro proprio per fare questa descrizione di questa vestimenta. E in questo anno vado narrare chi tanta ricerca è stata fatta sul danno e nasce in questi anni 70 e 80 del suo weekend, quando questa vestimenta tradizionale la alleata come hanno costume, uso imprego una parola che non è bella meta, ma come che essere abiti di scena o mascareddas, e a me questa cosa non mi piace. De proitte isco una tia mia andai ad accogliere a Collere Olia e a tempi di tribagliare un anno in tre posi comprare una muncaloro de seda, e tanto questo muncaloro tenia un valore che è differente da uno muncaloro fatto in seguito subesse un'istoria di questo vestito, cioè questa banalizzazione di Osernande, sì, costumi di scena, però del fatto si andiamo proprio a ischire questa fatica che vivia. E questa è questa cosa che a me uno va come fa che da rennegare, probabilmente si deve tenere rispetto di questa vestimenta, probabilmente una unnedda, una camisa, un reclamo, sono solfizzo di tanto suore e tribaglio, e mi fa che non vado a rennegare quando invece ma mi penso questa cosa che tanto anda bene su Mattessi e questo non anda bene. Sono d'accordo, difatti si pensa a dare il valore giusto a questa vestimenta che sono insomma patrimonio pensa della storia nostra. A proposito di vestimenta, Emanuele, ma sempre andiamo incuriosito, pensa quando tu entras in scena con questo gabbano, questa manta che dava un senso pensa a solennità, questo è un uso artistico, questa qualche eredità pensa senza tradizione della vestimenta sarda. E no che pure storia di questa esperienza mia in S'Accademia, dopo ho fatto scenografia all'Accademia di Sasartes e abbiamo fatto tanto teatro, ed io penso che per ogni tribaglio vi siete se vestimenta sua, come se dopo separato deciso di fare un canto antico pro canto a deciso di lo mutare a gusto mio, ma sempre di canto antico si tratta. E tanto che chi vinas a s'apparenza, commente sa gente mite de canto che viga su palco, tenza in qualche maniera a te vagre con questo chi canto. E seltu sa tradizione de sal vestimenta antica de sa Sardegna hanno un polto umano, però sa conoscenza de sal vestimenta sa studiata sa facinde storia del suo costume, ma l'ha stato come a narrare una idea di te che di a me sopra su palco, proite io credo che su canto saldo sia un canto di solennità, un canto che lo facciano sos anticos prosi di veltere, però baiano momentos rituales, come su ballo deve essere serio, fino a su canto deve essere fatto con rispetto, capisci un regola, se questa regola al naschene da uno, come a narrare un'istoria chi dà da questa fromma, se noi ischimoso chi salseata si fagano in questa maniera e sia intro e saseata biponene cioccolate, o altre cose è snaturano in qualche maniera. E scusa, allora, su mettessi rispetto, chi deo ponzo, però malloreddo sa sta campitanesa con sa saldizza e non con sol viustel, a sa mettessi maniera de un'aro chi picchiere rispetto per sta tradizione nostra, del suo ballo, del suo canto, ed io mi presento
in una maniera che fate comprendere che io sono uno che non fa che di musica pop, musica rock, musica techno. Questa è una maniera mia E sono vero che tu hai fatto de Zucchero innanzi questa tipologia di musica, questo tipo di produzione musicale. A questo proposito, Emanuele, ti voglio preguntare questo, che tu hai giustamente tocca a preservare l'autenticità del suo canto popolare sardo, eccetera, ma se un vago abbelto a una prospettiva finza a debiere su canto in crae contemporanea, finza a rivisitazione di un qualche brano tradizionale sardo, però torrao a livello di arrangiamento, vabbè, metas esperimento di questo tipo si sono fatto. Da Nanne Dumeo di azienda fino all'ombere, altre cose. Tu come ti iese questa prospettiva? Io credo che siete importante meda su fatto che sol giovano s'accolzione a sa musica sarda, però va a fare una distinzione che beste musica sarda e musica in sardo, che il code mi esplicare mezzo su. Se ho fatto Rose Rosse di Massimo Ranieri e la muto in sardo, non è una cantone salda, su mattessi effetto. Este una cantone in sardo, so impreande sa limba sarda per cantare musica pop, musica leggera, come te. Sa musica sarda tiene caratteristica sua che la distingue da esa musica dei quali si sia dato luogo di suo mondo. Se io ascolto musica spagnola tradizionale, la conosco subito. Se ascolto sa musica medio orientale, la conosco, però so il suono, posso accolto. E che è per sta musica salda. Sa cosa che non mi piace è che si fette passare pro musica salda, sa musica che è in sardo. Sono due cose differenti. Sì. E manda bene meda che solzofano, cantano sa musica in sardo e chi si da una maniera però conosce fino sa musica sarda. Bene, cralo, tu che a gusto è finza un aspetto importante che a me sa narra, si può finza tornare a mutare, però è snaturare finza questa distinzione. Poi la musica è una cosa via, chi si muove, cambia in suo tempo, con suo giambare adesso il gusto di questa gente. Se noi ascoltiamo un canto a San Nuoresa, la prima registrazione su 37 con De Lunas che va di questo canto e ascoltiamo un canto a San Nuoresa su una cosa già completamente differente. Certo. In questo già 90 anni questo canto si sono evoluti, come ti si è evoluti in sardo? Sono evoluti, sono mutati, hanno tentato un'evoluzione, finza una circonlocuzione, potremmo imparare, Emanuele. Una domanda all'estera su presi scuola, siamo quasi a Sagabbo, insomma, pare, però a me da petta in su fuoco, come ti si narra, la curiosità si sono tante, però ti chiedo, poi si badesse un'altra occasione, scraro che sei bene tu. E in scuola... È chiaro che tu è vero, sei docente, professionista in scuola, ma come ti viene tenere Emanuele Gara in scuola? Cioè, comunque, no, Emanuele Gara, normalità o professor Gara? Non credo che ne rispondi in volta in me, né uno sa verità, però qualche collega ho fatto due sial di trasmissione in Radio Rai in sardo, una si chiama da Bochelena e fu di una sia di trasmissione su canto saldo, esattera in Ghirios e Fileras una sia di trasmissione sopra su ballo saldo e la trasmettiana su sabato a mezzodì e mezzo, che non che viene in scuola e non posso ascoltare mai. Però qualche collega che sia primo o chi vive in domo e mi ascolta insomma mi fa su feedback come ti si narra in inglese su complimento su una cosa fa che sempre piacere. Sì, Emanuele asa ovviamente girato sa Sardegna da sopra su Capegiosso, qualche episodio particolare, qualche serata che ha fatto o in positivo o in negativo pure, cioè qualche cosa che dà in questo anno di attività, qualche cosa che dà da... Mira, su target meu e non sono spiseduzzo de 20 anni e sa gente manna. Una tie ha poi cantato in Guspini e si è stata colziata questa femmina e mi ha dato a tu di ollo imparare una canzone
deve essere chi mi abito interessato a questa cosa Questa nasalizzazione tipica del suo capitano messo. A tu ti ho imparato una canzone e mi ha dato questa canzone mi dia imparata a babbo mio e babbo mio viene adesso 1896 e mi ha cantato questa cantone. E io appena l'ho intesa ho detto no, questa cosa mi piace che meta. L'ha detto la posso registrare signora? Come ti fai a imparare che non me la registra? Sa? E devo tanto la punzo telefonino, l'ho registrata e ho scoperto che questa cantone, fide a bere una cantone adesso primo anno del suo weekend, in UE veniva cantata, si fa da adesso al beat della Sardegna e Bahia nomenese de iddas chi hanno giambato un nome, se tu lischisi chi Pramantello o esinara Pimentel, chi Villa Verde fi Baini Norbello, insomma teniamo altri esempi e dopo le ha questa cantone poi la uno va commutata a conza dal suo punto di vista della metrica, però è diventata una cantone mia che fatto sempre, esa canzone dei Biddas Sinara. Bello. E mi diverte sempre me dalla vaga. In questa occasione ha stento maniera de, insomma, sa fortuna vinza de denne questa. Ma non potete comprendere canta gente mi manda poesia. È una ricchezza. È una cosa che a me piace me da perché commenti tapponato da imparare ben da sempre. E io imparo da gente che indischi più da me in questo senso. Su tempo si stiranno, ma devo tra le due preguntas della che zolfaghere, una è su periodo di pandemia, cioè come l'albifido, che a questo 2 anni siamo bessindi, speriamo di essere canto prima, però finché a livello artistico ha tribagliato, in te periodi sei stato un po' questa pandemia? Beh, ho fatto un montone di cose in questo periodo che... Tutto inserrato, sei scravo? Mi sono aggattato, inserrato, ma prima di tutto a posto armadio, cascarascio, computer, a posto a posto tutto questa cosa una cosa che durano cosa sempre. Dopo, che dopo finito con questa cosa potete avere fatto tanto progetto, ho collaborato con questo amico dessa Fly Visual che ha fatto questo documentario sopra la Sardegna mirata dai Sughelu con su drone certo. E sono diventato il documentario che sono andato in Sarai ed io ho fatto su come si chiama i speakeraggio, ho dato in saldo, ho ponato su testo in sardo. Tanto anglicismo sono entrato al regime vinza in italiano. E poi ho finito di scrivere, di registrare Ballos e Precatorias, ne può narrare che per me è un annetto e mezzo di tranquillità e non mi sta andata male, per fortuna mia. Un anno sabbatico, tu casa può caricare torna al batterias. Emanuele, proprio l'ultima domanda, che lettiamo in politica, la domanda politica della Depova che è una polemica, però chi ha fatto la politica, vinza regionale o in generale, pro tutelare questo patrimonio, questa azienda manna che è su canto sardo, su canto popolare, ma vinza su ballo. Insomma, finza in su tempo scolato, ma vinza e te il faghinde, o bada qualche cosa, qualche appello che tu che il faghere, poi te vi siete preso attenzione per questo settore, finza artistico, naro. Io credo che pro fortuna in questo ultimo 20 anni vi sia stata una sa gente è tornato a dare impolto a Salraighinas e a tutto questo che è legato a Sardegna. Che sono tante manifestazioni che si fanno legate proprio a questa cultura della albiddas, della gente salda. Dal punto di vista della politica, io che sono pago fuori, mentre fino a Kimbes sanno il faghere, tribagliai a meta con queste scuole, facendo questo progetto sopra i spizzinnos e pro il mastro di scuola con il corso di canto e di ballusaldo, a un certo punto pro regione del tribaglio a poter più accabare con questo e noi scop bene come si queste cose. Credo sempre che so saldo ancora uno pagizzetto fino in suo mondo politico tenzano uno pago questa cosa di essere colonia, come te a narrare. Abdullumanno il gas, come le cose. Quando amo a resessere a ponere a banda
questo senso di inferiorità sopra sta gente che ne da fuori, a sora amoso, però È solo un cammino lungo, però sì. Leonaro, su primo volsi a fare un'intervista in saldo è stato Paolo Pillonca, e sono passato sono 20 che in banno, sì. su manco su. E se noi siamo noi a fare dare in saldo invece che in italiano bene o male chi si vetta da e finza grazie a Paolo e a trasa figura la gente che baccretti tu meda a su fatto chi è saldo sono fide nel gonza ma fidi uno punto de volza che d'ogni cultura tenete su diretto de essere giutta pro come in teste senza il gonzare Prusa autostima di Pimostene, finza da profide in noi e tutto. Progetto sopra su benitore, Emanuele? Finza in immediato, qualche cosa in cantieri? Custi stiu, qualche spettacolo? Tenzo subito con piacere manno su matrimonio Maurredino in Sant'Adi, poi qualche serata in Sant'Antioco, in Cossoine, in Guspini, insomma sei tornato in attività sì, uno va così, però non è una cosa immediata, proitte sos associos, sos comitados, vado a tornare a fraigare a noi 2 anni e mezzo di tutto frimmo, è vero. Deo veramente Ducas si sezzi in zona e beste sa possibilità è scraro pochino si ascolta da vinza de intendere e ascoltare Emanuele che di sicuro è sempre un piacere a ascoltare in su canto ma vinza sa lui era ballante che è un maestro del ballo vinza sa e sa verità Giuseppe mica sono poco ingrassato in questo anno quindi non so tanto bello di ieri a ballare però insomma beste vinza cioè la bellezza del suo ballo in sé e tutto chi però due rappresenta in maniera digna assolutamente poi si cussu è scraro che ballante pure nelle occasioni de che calare chi questo può mancare non succede no ma sta bene assolutamente però come potete fare una cosa posso salutare a te e a tutti quelli che non hanno seguito e non hanno ascoltato e boscando un coneddo minoreddo del duro di quello scanto ma s'anticipato bene sao che de Emanuele Garau e tanto questo canto proprio salutare vediamo se tendessi con preghiere e dodoro dai e questa pippia non si morra mai meglio che si morra tabacca con vitella casa vitelle da si deus a papai e questa pippia deus a coiai quando non se nori bello esammazzai chi sia da ricco e tenga dinai chi sia da ricco e tenga moneta gedda da vestiri devanno de seda cadata pottai a su badai e dodoro dai e dodoro stai Bene, bravissimo Emanuele e con questo canto di Emanuele vostro grazie a Buenos Aires ascoltato in questa trasmissione e vi do appuntamento alla prossima puntata. Adioso e grazie a Emanuele. Grazie a voi. Sì.